è venuto a trovarci un veterano del Festival di Napoli, lui ci racconterà molto sul Festival di Napoli. Signori, con grande gioia, credetemi sinceramente, è con noi Mario Trevi. Buonasera. Come più bello. Ciao. Che carino. Buonasera, che grazie. Prego, Buonasera, che persona grazie. educata, buonasera signori, le femminucce e i miei maschietti che stanno qui. Vedo un bel pubblico qua. Io molto prima elegante. di iniziare a parlare di noi, ti devo dire, sono contenta di vederti. Ti vedo in ottima forma. Figura da me. Sei elegantissimo. Ho fatto onore alla tua trasmissione. Che caro che sei. Non diciamo... Non per niente me l'ha giuda a stamattina. Ma quando ci credo. Vedi, noi non diciamo permesso, possiamo entrare, noi siamo maleducati. Noi entriamo di punto in bianco nelle case delle persone e non possiamo essere un po'... Certamente. Sì. Certamente. Ecco, io a proposito di questo ti voglio Certo. dire che è un po' di tempo che non ti si vede in tante emittenti. Come mai? Hai capito? No. Vuoi dire che non faccio più televicoli come dice la stampa? Sì, ma vedi, anche il vicolo fa parte della nostra Certamente, città. il grosso pubblico è quello che ci ha sempre guidato, è quello che si compra i dischi. Però sai, io ho voluto fare una scelta. Siccome che sono quasi 40 anni che canto, e allora ho detto basta, non mi sta bene più, insomma, intromettermi in mezzo a certe cose. Voglio seguire un poco, perché tuo marito una volta mi ha fatto una specie di richiamo, mi ha detto sei un artista perché fai certe cose, e io ho detto forse ha ragione, però siccome che sono un po' testardo, sono scorpione, no? E allora ho bisogno di convincermi a certe cose. No, prima tu parlavi, la stampa definisce alcune emittenti televicoli, io come ho ribadito, fanno anche parte, cioè e Napoli anche quella, perché Napoli è formata da vicoli, stradine, piazze, eccetera. La stampa. Ma io sul... Sì. Io volevo dire una cosa, questo fatto qua che riguarda la stampa, cioè io da quando ho fatto questa scelta è successo che la stampa mi ha fatto qualche articolo e mi ha anche invitato, io voglio ringraziare Il Mattino, il Giornale di Napoli e tanti altri giornali che fanno ogni tanto qualche articolo su di me suggerendo certe cose che loro vedono giuste e chiare, logicamente. Mattino, Giornale di Napoli, Roma e tutto quanto. Sono tutti i giornali nostri che noi abbiamo il dovere di Non cito i giornalisti perché sarebbe un poco poi troppo esagerato. No, poi bisogna ricordare tutti, certamente, o fare un saluto generale. Logicamente lui cerca di fare le cose secondo lui, secondo come le suggeriscono queste cose a Michael Bongiorno, perché ci sta anche gente che per esempio dovrebbe dire, guarda, si deve cantare indifferentemente, la deve cantare Mario Trevi perché è il primo interprete, perché Mina gli ha dato la possibilità di incidergli indifferentemente, la Amy Stuart che gli ha inciso indifferentemente. Tutti i cantanti incidono indifferentemente, anche tu hai cantato indifferentemente, ho seguito nella puntata precedente. Ma in tutti i programmi... Che è diventato un classico. Allora, se è un classico, gli autori sono morti, l'editore è praticamente la canzonetta che si prende, diciamo, il lato finanziario. Mario Trevi, che è diventato mistero indifferentemente, come si fa ad ignorarlo? Allora, o non cantate indifferentemente, o se cantate indifferentemente da chiamare Mario Trevi, se no siete degli incompetenti. Mi dispiace. No, è un risentimento. Io sono arrabbiato un poco con questa emittente, diciamo, di una grossa potenza, e sono arrabbiato anche con la Mamma Rai, perché la Mamma Rai fa delle cose giustamente per fare udienza, ma noi non siamo cantanti di fare udienza, noi siamo cantanti tradizionali che abbiamo dato a Napoli, ognuno di noi, un po' di qualcosa, e abbiamo portato a Napoli sulle spalle per una vita, e non vedo la ragione per la quale ci dovrebbe ignorare. Però, amore mio, oggi vocalmente io ti dico, ecco, vogliamo formare 10 cantanti validi come Mario Trevi che hanno cantato sempre la canzone, ma tutti validi? Ci sono. Tutti validi? Guarda che ci sono. Sì, ci sono. Allora, facendo questo si potrebbe andare avanti. Allora, visto che sei stato così chiaro, così preciso, adesso cosa ci regali? Oh Gesù, una canzone in un festival, no? Sì. Quale? Cioè io cantai questa canzone nel 1962 assieme a Emilio Pericoli, che è un cantante a livello mondiale, che io l'ho visto anche alla Rai 2, è un cantante importante, e allora mi hanno dato l'onore, l'adurium di cantare assieme a questi grandi come Dorelli, come la Milba, come Robertino, come tanti altri, come Mario Abbate, Maria Paris e tutti gli altri cantanti. E questa canzone vinse al Gran Festival di Piedigrotta nel 62. La canzone
è di Martucci, Mazzocchi, edizione, canzonette, se no si piglia Collor, Fedele. No. E a un certo momento si intitola Mandolinata blu. Che meraviglia, che è bella canzone, che meraviglia. questa qua. E la vorrei cantare. Ti voglio Bravo. cantare. Mario Trevi! Grazie. Mario Trevi! Grazie. Troppo gentile. Grazie. Impazzisce quel signore! Grazie. Ma io Troppo posso gentile. dire Grazie. solo una cosa. Mi fate arrossire, mi fate Io ti arrossire. dico allora, dimmi una cosa. Io vorrei Prima dire, di salutarti. posso dire una cosa? devo dire. Siccome che sono stato a casa di Franco Ricci il mercoledì e poi è morto dopo 2 giorni, lui mi ha detto, e lo posso dire perché è vero, mi è testimone il figlio, cioè lui stava nella poltrona e ha detto, l'ho alzato io perché a Itmari è finita, io mi sono messo a piangere e lui ha detto, ricordati che tu sei l'ultimo dei grandi perché sei il più piccolo in mezzo a noi. Vabbè. Salvarò, ci vediamo poi insieme lì. Vabbè. Allora, niente Mario, soltanto una cosa, dai un bacio forte forte a tua moglie. Certamente. Ciao, A Teresa. a Teresa, l'amore mio.